Comunque, dottore, lei mi deve togliere una curiosità, perché abbiamo parlato di queste tecniche spaziali, lei è bravissimo, implantologia, eccetera. Ma questa giraffa, perché? Ve lo spiego subito. La giraffa per me rappresenta un animale molto importante. In che cosa? È l'animale più alto della Terra. Quindi è un animale che oltre a vedere da vicino riesce anche a vedere da lontano. Se voi vedete sulla struttura è messo vicino alla recinzione, perché noi non dobbiamo solo guardare ciò che ci sta accanto, dobbiamo sempre guardare ciò che c'è oltre. Questo ci permette di farci crescere, ci permette di aprire la nostra mente a capire che oltre a quello a cui siamo abituati, oltre gli orizzonti c'è qualcos'altro. Poi la giraffa è un animale che, nonostante la sua altezza, la sua imponenza, piace anche ai bambini. Un animale che, pur essendo sproporzionato, nella sua sproporzione in realtà è anche una eleganza, è anche un animale che ti permette di essere piacevole nel vederlo. E poi non combatte come gli altri animali con la forza, combatte con la testa, perché la giraffa si difende a colpi di testa. Quindi piuttosto che una notte da leoni, una notte da giraffe. Grazie, dottore.